Ebbene sì, ragazzi, Jack dei Giri del Jack è tornato. Buongiorno ragazzi, sono Jack dei Giri del Jack. Sono le 6:30 del mattino e sto andando al lavoro. E voi direte, perché alle 6:30, Jack? Non l'hai mai fatto? Perché si parte di nuovo per Vicenza. Facciamo che vi spiego tutto meglio stasera, eh? E benvenuti, eccoci qua. Sono a Vicenza, ho lavorato e infatti sono le 6:30 del pomeriggio. Benvenuti nella mia stanza. Lo so, è passato un sacco di tempo, è da un bel po' che non vengo online su YouTube. Sono anche diventato un po' aerodinamico. Ho un sacco di cose da raccontarvi. Ma intanto, tour della stanza. E buonasera, sono Jack dei Giri del Jack. Ma questo già lo sapete, vecchi abbonati. Quindi mi fa un sacco di piacere rincontrarvi, perché è veramente un sacco di tempo che io non registro un video per i Giri del Jack. Tipo è novembre dell'anno scorso? Sì, ho detto che avrei fatto qualche video per tipo la quarantena, ma ho fatto tipo 4 video. Lo so, ho ignorato un po' tanto nell'ultimo periodo del mio canale, però diciamo che ho avuto poco tempo. Sono successe un sacco di cose, tra il fatto che sì, ho tagliato i capelli. Infatti, vedete che l'ho rasata? Sì. Ma come vedete che ora ho anche l'orecchino. Non si vede? Ora sì. L'orecchino. Sì. E quindi ragazzi sono successe un sacco di cose. Però mi mancavate troppo. Voglio ricominciare a fare video dei giri del Jack, di girare in posti nuovi. Però potrei cambiare un minimo format. Potrei non essere più il solo, potrei non essere più da solo, ma bensì avere un accompagnatore. O anzi meglio, un'accompagnatrice. Quindi, quelli di voi che si stanno chiedendo, ma quindi Jack è tornato? Ebbene sì, ragazzi, Jack dei Giri del Jack è tornato. Ho un sacco di idee, un sacco di posti da visitare e mi piacerebbe un sacco portarli su YouTube per mostrarli a tutti voi o quei pochi ormai che mi stanno ancora seguendo. E volevo cominciare esattamente da qui, cioè più che altro cominciare. Volevo informarvi di questa cosa da qui, da Vicenza, dove tutto è cominciato, perché bene sì, sono di nuovo qui. Dopo ormai 2 anni sono di nuovo a Vicenza, però non sono più il mio vecchio ostello, perché potete notare che il mio letto è leggermente più grande e non devo condividerlo con qualcuno, è tutto mio. Vi ho fatto vedere la panoramica della mia bellissima camera ed è bella larga, c'è tutto lo spazio per me. Non preoccupatevi, Santos c'è ancora, Santos sta bene e dovrei vederlo tipo in questi giorni. Potrei chiedergli se facciamo ancora un video insieme, così giusto per chiedere come sta, come non sta, cosa fa, cosa non fa. Anche se in teoria siamo ancora colleghi, quindi dovremmo lavorare insieme. Comunque dicevo, siete pronti? Io giuro, sono carico come una molla. Sono pronto a girare e a guardare cose. Ho un sacco di piani in testa e un sacco di cose che voglio fare. Solo che
Io mi sono svegliato stamattina alle 6, sono le 11:30. No, No, è mezzanotte. Dicevo, è mezzanotte! Ho un pochino sonno, anche perché anche domani mattina devo lavorare e domani sera devo tornare. Facciamo la nanna? Ah sì, dai. Datemi esattamente un secondo. Fate... Ragazzi, vi saluto. Sto... Andiamo. Ora parliamone. Perché Jack dei Gir del Jack, famoso di quando mangiava, diceva cibo, 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 ha smesso. Perché in questo video non ci saranno le mangiate di Jack? Ebbene ragazzi, perché sono diventata una persona seria e quindi adesso non posso mettermi a registrare mentre mangio coi colleghi e coi clienti. purtroppo. Cioè in realtà potrei. Facciamo? Nulla, alla fine tutti i miei buoni propositi di registrare un momento in cui mangiavo sono stati vanificati dal fatto che ero con i clienti e quindi non era bellissimo tirare fuori il telefono e registrarmi mentre mangiavo, anche perché è brutto. Però ho pensato a un'altra cosa. Voi è un po' che non vedete la mia sigla. E se la mettessi qua, oppure qua, 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 qua. Sono tornato a casa! Quindi Jack dei Giri del Jack è tornato a casa di Jack dei Giri del Jack. Sono stanco, tanto. Questo video adesso dovrò editarlo tutto. Devo fare una cosa per Croce Rossa. E poi fare una cosa molto interessante. Andrò a dormire di nuovo. Anche perché sapete come sono passate 24 ore. Ciao cari.